Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quelle persone che dicono: ah no, io le sibille no. O di quelle persone che dicono: ah, io i tarocchi no. Poi magari alcuni di quelli che dicono no oggi, domani sono i primi, perché il domani non muore mai, no? Però prima di iniziare, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Garden, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social e anche nel sito capitano.altervista.org. I link sono sotto qui in descrizione. Sapete che c'è una zona praticamente che è gratuita, dove sono stati scaricati più o meno 150.000 ebook con le sue istruzioni per i circuiti radionici, quadranti radiostesici. Abbiamo anche un gruppo Telegram dove le persone possono incominciare a inserirsi, perché più avanti andremo e più attiveremo anche gli insegnamenti che abbiamo lasciato ultimamente. Poi c'è anche una zona shop dove si può comprare o acquistare ciondoli, riti propiziatori e quant'altro. Bene, iniziamo un po' a parlare di questa situazione, di quelle persone che si avvicinano la prima volta alle sibille. Che cosa sono le sibille o i tarocchi? Allora, bisogna fare una precisazione, che quando sentite taroccatrice, quando sentite tarologo, no? Allora, i tarocchi sono delle carte strettamente iniziatiche. È come dire comprare un Ferrari per far 30 metri e andare a comprare il pane. Si può, eh? Però chiaramente sono stati creati i tarocchi per portare le anime a una certa conoscenza. Purtroppo poi chiaramente il mercato è quello che è, la gente è quello che è, e praticamente sono state svilite della propria importanza, del proprio messaggio che avevo intrinsecamente nascosto, no? Del loro segreto, no? E sono state svalutate, cioè praticamente la massaia che non sa cosa fare fa un corso di tarocchi, no? E fra una pippatina e l'altra, fra un bollito e una lavatrice, si mette sui social e magari fa anche delle stesi di tarocchi gratuite oppure per 3 euro. E chiaramente questo è il modo sicuramente meno interessante di poter usare i tarocchi. Infatti nei prossimi tempi il De Garda farà nelle sue zone a pagamento, no, del YouTube, farà proprio un corso di tarologia, no? Certamente i prezzi saranno giusti, importanti, ma li varranno tutti. E chi si iscriverà capirà cosa vuol dire tarologia. Le sibille invece sono più che altro quelle chiacchierine che si collegano al vostro campo vibrazionale, alla vostra scia energetica e riescono, chiaramente sempre a dipendenza della bravura dell'operatore, a mettere, come si suol dire, in vista non solo i peccati, ma anche le riuscite di qualche azione. Sono praticamente, non dico delle ventose, ma sono come se fosse qualcuno che disegna il vostro futuro, qualcuno che disegna quello che potrebbe succedere o succederà sicuramente. E poi sta nella bravura dell'operatrice, no? Che chiaramente non è la classica tipa da bollito o spippettatina, che riesce a raccontarvi con una poesia quello che vede attraverso le sibille. Chiaramente poi ci sono dei momenti in cui bisogna indorare la pillola, perché un bravo sibillologo capisce che alcune volte potrebbero succedere veramente delle cose importanti, sia buone chiaramente che meno buone, no? Quindi chi vi propone la tarologia a buon marché, fra una spippatina e l'altra, magari vi tiene anche lì ore a parlare, lasciate stare. Lasciate stare, perché quello è il modo meno interessante di attaccarsi a una scia vibrazionale, che sono i tarocchi, importantissime, potentissime, create dai cabalisti. E chiaramente, cioè voglio dire, cerchiamo di capire le proporzioni. Le sibille invece sono più abbordabili, sono più, come si suol dire, buon marché, no? Un po' per tutti. E anche il sottoscritto, anche il De Garda, col dovuto rispetto verso le sibille, si sentono a proprio agio, no? Proprio perché effettivamente queste 52 anime si collegano al campo vibrazionale o alla scia energetica o al campo eterico, chiamatelo poi come volete, del committente che chiede una stesa
E da lì, come si suol dire, trae una poesia. Perché questo vi racconto? Perché alcune volte mi contattano alcuni, ma tu fai tarocchi? Cioè queste persone non hanno proprio capito l'importanza di questo mazzo di carte che, come si suol dire, travalica, no, il quotidiano ordinario, no? Queste carte sono state create per disegnare un cammino verso la checa. Le sibille invece sono state create proprio per raccontare il chiacchiericcio di una vita di una persona, no? E quindi è chiaro che quelle si possono utilizzare, no? E i tarocchi, per chi capisce, chi ha un po' di conoscenza, sa benissimo che le cose sacre non si possono confondere con la nostra vita quotidiana. Mm? E poi ci sono quelli che dicono: no, 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 io per taroccatrici sibillogue non vado mai. Poi sono magari anche i primi che di nascosto contattano di qua e contattano di là, no? Allora, il problema dov'è che sta? Ma bisogna avere il giusto rispetto, sia delle sibille che dei tarocchi. I tarocchi sono per un cammino spirituale, quindi quando qualcuno mi dice: guarda, io in realtà ho già chiamato, intervistato, tanti taroccatrici, no? Lasciate stare, perché già vi siete praticamente messi a livello energetico collegati a un campo misterico, chiamatelo campo esoterico importantissimo, no? Ed è chiaro che, cioè, è come, non so io, per darvi un esempio, è come che se una tartaruga vuol diventare un'aquila, come fa, no? E quindi capisco già il soggetto quando mi dice così, perché vuol dire che fondamentalmente chi faceva i tarocchi non gli ha spiegato il vero significato dei tarocchi. Quindi Marietto o la Hildegard fanno sempre chiaramente le sibille proprio perché sono un approccio più morbido, un approccio più terra-terra, no? Mentre gli altri, quelli che uffici, no? Pompa magna, candelabri di qua e di là, che fanno i tarocchi, cari miei, lasciate stare, perché siete seduti sulla seta sbagliata, no? Non si può usare un percorso misterico altissimo, no? Per spiegare se uno l'indomani inciampa da un gradino, no? O prende una multa. Questo non funziona. Le sibille sono un po' alla portata di tutti e anche loro si collegano egregiamente alle scene energetiche delle persone. Quindi vi ricordo che, come si suol dire, a lunedì sera in Legana non fai tarocchi, ma fai le sibille gratuite alle 21:30, il marietto veneziano al mercoledì alle 21 e il Legada ancora, che sempre gratuitamente, le fa al 21:30 del venerdì, no? Però fare sibille, faccio proprio questa Bibbia per far capire fondamentalmente la differenza, perché capita spesso che alcuni consulenti mi dicono: guarda che io sono già una quella taroccatrice di qua a destra e a sinistra. Ma scusate, ma come fa una persona da una stesa che serve per inizializzare a livello misterico una persona a raccontarvi il domani che magari prendete una multa? Capite che è come avere il Titanic, faccio un esempio, per andare fuori a pesca. Capite che non funziona così? Non funziona e non può portare chiaramente benedizione. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato. Mi raccomando, un bel like, iscrivetevi se è la prima volta che vedi Marietta Veneziana, iscrivetevi anche al canale di Le Card e vieni a trovarci nei nostri gruppi social. Il link sono sotto qui in descrizione. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.